Buongiorno amici, io sono Giorgio Marretta, biologo e produttore di olio extravergine di oliva. Siamo ormai in primavera e per noi olivicoltori questo vuol dire mignolatura. Vediamo insieme di cosa si tratta, ma prima lasciami un like ed iscriviti al canale. Siamo a fine aprile, è primavera e le nostre piante di ulivo, precedentemente potate, hanno ripreso la vegetazione e dalla vegetazione sono nati nuovi germogli con le infiorescenze, che sono dette mignole. Sono dette mignole perché non crescono singolarmente ma crescono a grappoli. In questa fase i fiori sono ben evidenti ma non sono ancora sbocciati. È importante che in questa fase la pianta non soffra per carenza di acqua o a causa di basse temperature. È altresì importante non lavorare troppo il terreno per non stressare troppo gli ulivi. Se questa fase andrà per il meglio, a maggio assisteremo alla vera e propria fioritura, che comunque cambia e varia in base al microclima dove si trova la pianta e in base all'esposizione. Ad esempio qui ci troviamo con esposizione a sud in un territorio precoce e quindi vedremo fiorire gli ulivi già nei primi giorni di maggio. Ma di questo parleremo nel prossimo video. Intanto, se questo video ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale e se hai qualsiasi domanda scrivimela nei commenti, io sarò felicissimo di risponderti e nell'attesa ti mando un caro saluto dalla Sicilia. Ciao!